Marco Gai, presidente di Confindustria Piemonte. Accogliamo la quarta tappa di Talentis a Torino. Che cosa vuol dire per la città, per la regione? Vuol dire sicuramente un'attenzione della nostra Confindustria, che parte proprio dai giovani imprenditori con questo bel progetto ed efficace progetto nazionale, essere pronti per innovazione che fa parte del nostro DNA. E quale miglior spinta può essere se non parlare con i giovani, le nuove imprese e le nuove traiettorie che loro stanno disegnando. Come si facilita e favorisce il percorso verso l'imprenditorialità? Spiego, insomma, non è una cosa così naturale, soprattutto negli ultimi anni in Italia. Un po' sta cambiando forse la situazione. Devo dire che la situazione sta cambiando e devo dire che probabilmente stiamo vivendo anche un momento storico, economico e sociale in cui il proprio talento può essere la propria professione e quindi la propria impresa. Sicuramente si deve incoraggiare stando vicini, credendoci, sia con l'attitudine che un'azienda più consolidata può avere, quindi di coinvolgimento e di credere che nelle nuove generazioni e le nuove imprese siano un pezzo del circolo virtuoso che deve crearsi, quindi da PMI a multinazionale si passa e si parte con la start-up che nasce col fantastico obiettivo di diventare un'azienda internazionale, una billion company che nasce sui territori. In questo percorso Confindustria che cosa può fare per le giovani imprese? Confindustria non solo può ma deve non solo ascoltare ma anche mettersi al loro fianco con percorsi di condivisione, percorsi di fiducia nelle nuove imprese come quello di oggi, con percorsi di open innovation, quindi l'innovazione aperta che può coinvolgere la nuova imprenditorialità e le start-up nel mondo del lavoro e soprattutto facendo sì che i principi e i valori e l'abbracciare il cambiamento che da sempre Confindustria porta con sé coinvolgano anche le nuove generazioni di imprenditori. Grazie, buon lavoro. Grazie, buon lavoro.